Noi non vorremmo chiudere perché siamo anche consapevoli della ricchezza che possiamo dare, del contributo che possiamo dare ad un territorio, un contributo sociale, contributo anche per la vita religiosa, questo qui dobbiamo riconoscerlo, anche se non è necessariamente questo l'obiettivo primo. Il primo obiettivo è quello di servire questo territorio. Se chiudiamo è perché siamo costretti a chiudere considerando anche contesti territoriali più ampi rispetto a quello di una singola parrocchia. Questo l'appello della Curia Padovana: costi di manutenzione in aumento, incertezza dei contributi pubblici, denatalità e carenza di personale, i fattori che mettono a rischio le scuole dell'infanzia gestite dalla diocesi. 215 strutture dislocate su 5 province: Padova, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza. Circa 60 sono a rischio chiusura, 2 di queste chiuderanno già dal prossimo anno. Quando si tocca la vita di una scuola si tocca sempre il contesto, non soltanto la scuola ma anche la parrocchia che già si impegna molto, il comune dove è collocata la scuola e quindi c'è un problema che riguarda i dipendenti, un problema che riguarda il contesto, soprattutto nelle realtà montane, il contesto complessivo dell'ambiente. Per cui noi stiamo in questo momento cercando di chiedere una maggiore attenzione perché possano sussistere questi servizi alle nostre famiglie. Peculiarità del Veneto: le scuole dell'infanzia parrocchiali compongono il 45% degli istituti regionali, rappresentando nella fascia 0-6 addirittura il 60%. Gli istituti nelle zone più periferiche sono quelli più a rischio. Ravviserei queste problematiche soprattutto nella bassa padovana e nelle zone montane. Fondamentale ora ridare valore a queste scuole. E la soluzione sarebbe quella che venisse riconosciuto il valore della scuola paritaria, della scuola materna, che è un servizio pubblico che segue gli stessi standard delle altre scuole, sia di carattere strutturale che di carattere educativo e progettuale, e quindi offre un servizio che è effettivamente fatto a nome anche dello Stato.